termine attore viene dal verbo latino agire, fare, ma gli antichi greci invece utilizzavano un altro termine per indicare l'attore, cioè ipocrites, qualcuno che finge per professione. Tra finzione e impegno professionale, arte e mestiere, talento e fortuna, l'attore e l'attrice si misurano sempre e comunque con il gradimento del pubblico e con la capacità anche di reinventarsi ogni giorno sulla scena. Per approfondire il meraviglioso, ma anche difficile, quanto a volte insidioso mondo dell'arte di recitare, andiamo a conoscere Ottavia Piccolo, una delle più talentuose e note attrici italiane sia del mondo del cinema che del teatro. Parlare della storia professionale di Ottavia Piccolo, una delle più brave attrici italiane, non basterebbe una vita per raccontare tutto quello che ha fatto, no? Dal teatro al cinema, alla TV, alla radio, agli sceneggiati, alle fiction, il doppiaggio, una carriera molto lunga e piena di successi. Ecco, però lei ha cominciato giovanissima, il suo esordio è stato addirittura a 11 anni in Anna dei Miracoli per la regia di Luigi Squarzina. Com'è nata la sua passione per il teatro, per la recitazione, così giovane? Allora, non c'era nessuna passione, non era successo niente, è stato un caso. Mia madre mi ha portato alla audizione per questo spettacolo, che appunto era Anna dei Miracoli, semplicemente perché mia madre era un'appassionata di teatro, non essendoci mai stata, perché nella nostra famiglia non si andava a teatro, e mi ha detto: andiamo a vedere com'è un teatro dal di dentro, e quindi mi ha portata a questa audizione. Sono stata scelta, non credo perché avessi dei talenti particolari, ma perché, come tutti i bambini di poco più di 10 anni avevo, mi esibivo volentieri. Cioè, mi hanno raccontato la storia che avrei dovuto interpretare e ho fatto una specie di provino e evidentemente li ho colpiti e sono stata scelta fra 500 bambine, quelle cose. È stata un'esperienza incredibile, emozionante. È stata una bellissima esperienza, perché per un anno intero, cioè per 7 mesi, tutta la stagione teatrale, sono andata in giro in tournée per la prima volta in vita mia, non essendo mai stata in un teatro prima. E quindi da Bolzano, dove è nata? Da Bolzano, no, da Roma. Perché da Roma, perché comunque è stato un caso nascere a Bolzano. Sì, mi sono trasferita, cioè i miei si sono trasferiti a Roma quando avevo 9 mesi, quindi io mi considero romana. Si considera romana. Comunque nella grande città ha cominciato i suoi esordi nel palcoscenico. Ma come ha conciliato così giovane, così piccolo, immagino facesse la scuola, le medie, l'attività, l'impegno anche molto oneroso in giro in tournée di attrice con la scuola, e che studi ha fatto? Allora, purtroppo sono stata molto mascalzona. Intanto va bene, il primo anno ho saltato un anno di scuola. Allora, calcoliamo, era il 1960, non c'era nessun obbligo per quando un bambino andava in giro in tournée di avere una maestra di sostegno, come succede adesso. Quindi io ho perso un anno, dovevo fare la prima media e l'ho perso. Sono andata invece l'anno dopo a scuola e ho fatto tutte e 3 le medie. Dopodiché mi sono iscritta al liceo, anzi al ginnasio e poi per fare il liceo, ma stavo lavorando, di pomeriggio lavoravo, di sera lavoravo, la mattina dovevo andare a scuola, non ho resistito molto e dopo pochi giorni ho smesso di andare al liceo. E questa è stata veramente forse l'unica mio rimpianto, quello di non aver continuato a studiare, ma sinceramente ho sempre lavorato, non mi sono mai fermata, e quindi allora poi non c'era l'obbligo di continuare fino a 16 anni, quindi comunque anche la vita e anche il teatro soprattutto insegnano, per cui ci si fa, soprattutto e si impara e si studia tanto. Si studia.
Lei ha lavorato in teatro con i più grandi registi teatrali italiani, da Visconti a Strehler, a Ronconi, a Lavia, a Cobelli, De Tullo, a Casti, insomma facciamo un elenco lunghissimo. Per fare l'attrice o l'attore e per farlo soprattutto bene, quali sono i passi fondamentali per formarsi nel modo migliore, secondo lei? Allora, io, come ho raccontato, sono un caso un po' particolare perché ho cominciato da bambina e dico sempre che sono una figlia d'arte adottiva, nel senso che non sono come per esempio, mi viene da pensare, tanti attori che hanno cominciato da bambini perché i loro genitori erano attori. Io invece sono stata scelta dal mestiere, però l'unico per fare il mestiere di attori è studiare, andare nelle scuole serie, ce ne sono in giro per l'Italia molte, alcune sono accademie nazionali, altre sono accademie legate ai teatri stabili come nel caso del Veneto o di altre regioni, ed è l'unico modo, non esiste altro, non si può cominciare, come dire, così con un fai per da caso. te tanto per... No, ecco. perché una tecnica ci vuole, studiare ci vuole, poi bisogna capire se oltre allo studio, perché uno può essere rigorosissimo e studiare, ma magari poi scoprire di non avere quella spinta a mettersi in gioco che per fare un mestiere come il nostro ci vuole. Dal teatro poi lei è passata al cinema. Ancora Visconti è stato il primo regista a dirigerla sul grande schermo nel Gattopardo, film meraviglioso, storico, caposaldo della cinematografia, ma ha lavorato anche, tanto per fare degli esempi, con Bolognini, Germi, Scola, Magni, insomma dei mostri sacri del cinema italiano. La recitazione cinematografica è molto diversa rispetto a quella teatrale, i tempi sono diversi, è tutto smontato a differenza del teatro che si recita tutto di seguito. Quali capacità ci vogliono per fare al meglio l'una e l'altra strada, cioè quella dell'attore di palcoscenico di teatro e quella cinematografico? Allora, io credo che il mestiere sia quello, è unico. Naturalmente diciamo, i mezzi sono diversi, ma una volta che si è capito che davanti a una cinepresa o a una telecamera il modo di esprimersi deve essere ovviamente più, diciamo, contenuto, credo che si sia fatto il più. Quello che serve più di tutto nel modo di recitare per il cinema e per la televisione è una grande concentrazione, proprio perché, come diceva lei, il cinema si fa a pezzettini, si può cominciare dalla fine e poi man mano fare la prima scena, girarla l'ultimo giorno di lavorazione, si fa tutto a pezzetti ma soprattutto c'è un occhio esterno che ti guarda, anzi più di uno. C'è la macchina da presa o la telecamera, c'è l'occhio dell'operatore che ti sta guardando, c'è il regista e c'è tutto il resto. Cioè il cinema è veramente un lavoro di gruppo e il lavoro dell'attore è una delle tante componenti, quindi bisogna essere anche un po', come posso dire, in qualche modo adattarsi esatto, ad essere osservati. Esattamente, visti dal di fuori e molto spesso bisogna avere una grande fiducia nel regista perché non ci si rende conto del tipo di passaggio che c'è fra quello che tu fai e quello che l'occhio della telecamera quello che poi la telecamera registra, perché è un'altra cosa ancora, perché l'effetto che vedi nella pellicola è tutt'altro da quello che hai vissuto in quel momento. Esattamente. E in più
diciamo, l'attore di teatro, quando si accendono le luci che gli sparano negli occhi e davanti al Golfo Mischio, davanti alla platea, vede un nulla, cioè vede un insieme indistinto, sente il respiro, sente la presenza, ma è tutt'altra cosa. È tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa e soprattutto in teatro c'è appunto il respiro del pubblico che ti permette anche di sbagliare se capita, ma di andare avanti comunque e di percepire se stai creando un rapporto con quelli che stanno giù. Sì, è tutto diverso, è la stessa cosa ma tutta diversa. Quanto è importante per un attore che si misuri con il cinema aver maturato, secondo lei, una buona esperienza sulle tavole del palcoscenico? I registi dirigono o anche insegnano, secondo lei? Ma in genere i registi, soprattutto in cinema, dirigono e non mi è mai capitato di sentire un regista che avesse voglia di spiegare all'attore che cosa, o all'attrice che cosa stesse facendo, anzi bisogna un po' fare da soli, nel senso capire che cosa vuole il regista, come ti sta inquadrando, senza stare a fare tante domande. Mentre invece in teatro il regista o comunque la persona che ti guarda dalla platea ha un rapporto diverso e tu stesso come interprete hai come posso dire, una libertà che non c'è in cinema. Quindi tu sai che sei sul palcoscenico e che regista o non regista poi quello che succede dipende da te. E si crea assieme in qualche modo, tutti assieme, pubblico, attore e regista. Certo, sicuramente, ma poi i registi, quelli bravi, sanno benissimo che quando è finito il loro lavoro lo spettacolo è degli attori. E l'esperienza sulle tavole del palcoscenico può servire a un attore di cinema? Sicuramente, ma vale anche il contrario. Vale anche il contrario, ci sono molti attori e attrici che hanno cominciato facendo cinema o televisione e poi sono passati in teatro e hanno messo a frutto la loro esperienza. L'importante è che le esperienze siano, come posso dire, elaborate, ecco, che non si pensi che soltanto perché si è fatto una serie televisiva o un film o viceversa uno spettacolo teatrale poi di conseguenza si sappia fare tutto. Senta, se un ragazzo, si continua a studiare. Se un ragazzo o una ragazza le chiedesse cosa serve davvero per intraprendere una carriera artistica come la sua, cosa direbbe? E quanto conta il talento naturale e quanto invece la determinazione, lo studio e quanto la fortuna? Allora, io non credo che esista un talento in assoluto. Credo che il talento sia un blocco di cose insieme, cioè lo studio, la passione, la capacità di concentrarsi e naturalmente anche la fortuna. Gli incontri sono fondamentali, come nella vita, avere delle persone che ti indirizzano, che comunque ti aiutano a capire che cosa veramente vuoi fare. Poi se una ragazza o un ragazzo mi chiedono cosa bisogna fare, l'ho detto prima di tutto studiare, andare in una scuola, capire esattamente se è quello il mestiere che si vuole fare, perché non sono tutte rose e fiori, il mestiere è difficile, siamo tanti, il lavoro è poco, ci sono un sacco di problemi, quindi uno si deve domandare: la mia passione è talmente forte che mi consente di superare tutti questi problemi? La prima domanda da farsi. Ecco, in televisione lei ha attraversato anche la grande stagione della prosa, il teatro in TV,
meraviglioso. Poi quella dei grandi sceneggiati, di solito tratti anche da romanzi famosi, certo. altrettanto fantastici, e più recentemente insomma anche la stagione delle grandi fiction, no? Sia in Italia che all'estero. Ecco, nel mondo televisivo anche qui tutto cambia, cioè i tempi sono diversi, le modalità diverse, i budget diversi, insomma i tempi lavorativi in generale sono diversi. Come ha affrontato lei questo mondo che è molto diverso da quello teatrale e cinematografico e offre più lavoro secondo lei? La TV? Allora, molti anni fa, quando io appunto ho cominciato a fare teatro, il teatro in televisione aveva una forza e un'importanza notevoli, però era esattamente la ripresa spesso dal teatro di spettacoli pari pari, oppure si facevano apposta per la televisione dei testi teatrali ma messi in scena per la televisione. Negli anni, diciamo dagli anni 70, 80, poi tutto è cambiato, è cambiata la televisione, è cambiato il nostro modo di fruirla ed è cambiata lei nella sostanza, e quindi il teatro in televisione come lo intendevamo non ha più senso, non ha più lo stesso appeal. Si è trasformato in si è trasformato in un'altra cosa. Poi ci sono delle bellissime, adesso, delle bellissime riprese fatte apposta per la televisione da spettacoli teatrali che funzionano molto bene in televisione, ma il teatro come lo intendevamo una volta in televisione non ha più molto senso, mancano i tempi, ormai siamo abituati a un altro ritmo televisivo e poi soprattutto il teatro va visto in teatro e quindi è un surrogato che va benissimo, che va fatto, ma il teatro va fatto in presenza. Ma fiction e sceneggiati, per esempio, la fiction, no, è figlia degli sceneggiati in qualche modo, certo, anche se le metodologie sono diverse, ma ecco, questo hanno aperto agli attori un bello spazio lavorativo. Certo, per fortuna adesso con tutte le piattaforme, con tante televisioni, c'è maggiore possibilità di lavorare, appunto quelli che erano i romanzi sceneggiati si sono trasformati in serie o appunto fiction, chiamiamole come vogliamo, e quindi per fortuna c'è un grande ricambio di attori, si lavora molto di più. Senta, per curiosità, il suo rapporto con il pubblico, che è l'interlocutore primario, quello che ti dice ok, vai, ti dà il successo e te lo toglie anche, com'è stato? E poi anche com'è stato il suo rapporto con il successo? Allora, parto dalla seconda domanda. Io non credo che il successo, se così possiamo chiamarlo, perché mi fa un po' strano chiamarlo così, mi abbia cambiata. Forse perché avendo cominciato col teatro, avendo cominciato da ragazzina, tutto è venuto in modo molto naturale, molto semplice. Ho fatto molta televisione, ho fatto abbastanza cinema, la gente mi conosce, mi riconosce, mi dà fiducia. Quindi per me il successo vuol dire la gente che riconosce in me una persona affidabile, un'attrice abbastanza credibile, e basta. E poi invece il successo per quanto mi riguarda vuol dire poter scegliere le cose che davvero vuoi fare, non avendo bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena, quindi non dovendo scegliere perché sei scannato, come invece succede molto spesso nel nostro mestiere anche a persone di età, perché le occasioni di lavoro non sono moltissime e quindi per carità certe volte si è costretti a scegliere
il male minore. A volte si vedono attori in pubblicità imbarazzanti, anche, voglio dire. Eh sì, anche lì, insomma, certe volte capita di dover dire sì a cose che magari non proprio ti piacciono, però bisogna lavorare. Quindi questo è il mio rapporto col successo. E invece il pubblico inteso, quello che viene a teatro è un mare meraviglioso di teste che pensano e che mi trasmettono una grande energia. E poi devo dire che in genere sono molto amata, la gente mi vuole bene e quindi per la strada ricevo soltanto cose positive, fantastico. Quindi il pubblico per me è questo. Senta, se dovesse dire sinteticamente gli aspetti positivi e negativi della sua professione, proprio elencarli? Ma quando si fa una professione dove c'è di mezzo l'anima, gli effetti negativi possono essere che se uno non è forte, corazzato, ben quadrato. Corazzato, perfetto, ben quadrato, può avere dei momenti di perdita di adesione al mondo concreto. E tutti i mestieri che sono libere professioni poi non si esauriscono né sul palcoscenico né sul set, ma te li porti dietro, continui a lavorare anche quando sei seduto sul divano a leggere un libro, perché comunque il tuo lavoro non si esaurisce in una cosa meccanica, no? È la testa. Quindi Edoardo De Filippo diceva che per fare gli attori ci vuole la salute e la salute. E io dico la salute, quella fisica e quella mentale. Senta, a proposito di questa ultima risposta che lei mi ha dato, è interessante che ovviamente la parola attore derivi dal verbo latino agire. No? Quindi uno che agisce, no? Quindi crea in qualche modo, no? Però il termine greco per indicare l'attore è ipocrites, che tradotto poi nella nostra prassi di linguistica italiana è ipocrita, no? Sì. Cioè colui che recita sempre praticamente, che in qualche modo ha un rapporto costante con la finzione in qualche modo. Ecco, è difficile per un attore ovviamente uscire dalla finzione. Ci sono attori, non è il suo caso, che è molto diretta, molto così alla mano, diciamo che questo è un grande complimento per me verso qualunque altro essere umano, io lo intendo così. Ma ci sono attori che sembrano non uscire mai dal loro personaggio. Dal loro personaggio sì, che non vuol dire che non escono mai dal personaggio che hanno rappresentato in cinema o in teatro, perché secondo me gli attori spesso sono timidi e quindi una certa corazza per presentarsi al pubblico è necessaria. Quelli, diciamo, più fragili spesso usano appunto una corazza un po' più rigida, un po' più spessa. Poi il fatto di entrare e uscire dal personaggio, nel senso dal personaggio rappresentato, quella io l'ho sempre trovata un po' anche un modo di dire, perché l'attore mentre recita è perfettamente cosciente, un angolo del suo cervello è totalmente presente a quello che sta facendo, altrimenti non lo potrebbe fare. E questo soprattutto in teatro, dove la cosa più importante non è soltanto fare
una volta il personaggio, ma farlo tutte le sere. E tutte le sere vuol dire avere una tecnica per cui la cosa ti permette di ricostruire e di rendere emozioni, pensieri, ogni volta che sembrino fatti in quel momento, e invece sono tecnica. Lei ha anche lavorato come doppiatrice, ha prestato per esempio la voce ad un personaggio di Guerre Stellari, anzi la principessa Leia. Ecco. Il mondo del doppiaggio offre buone possibilità lavorative, e quali scuole si possono fare per formarsi se un giovane volesse seguire questa strada? Allora, io credo che i buoni doppiatori siano dei buoni attori. Quindi se uno è un buon attore può fare bene il doppiaggio. So che esistono delle scuole semplicemente di doppiaggio, ma secondo me è come usare un 30% delle proprie possibilità, perché i bravi doppiatori sono bravi attori. Io l'ho fatto molto poco, poi ho avuto appunto l'occasione di doppiare la principessa Leia, che è un caso, per carità, universale, per cui ogni tanto incontro delle persone per strada che mi dicono: dici qualcosa della principessa Leia. Allora dico: la forza sia con voi, ecco. Ma senta, mi tolgo una curiosità, ci sono grandissimi attori che hanno interpretato cartoni animati molto celebri. Certo. Le piacerebbe interpretare un cartone animato? Che personaggio le piacerebbe interpretare? Sì, no, non me l'hanno chiesto, forse non sono così caratterizzata per fare un personaggio, però mi piacerebbe moltissimo, a parte che adoro i cartoni animati. Senta, nel mondo dello spettacolo, in realtà, che si parli di teatro, di cinema, di TV, ci sono tante professionalità diverse, certo, no? Che andrebbero valorizzate e che si possono abbracciare e seguire come lavoro. Dietro ad un attore o un'attrice, perché non tutti poi hanno il dono o la possibilità o la volontà per seguire questa strada, in realtà c'è un mondo enorme che gira di grandi professionisti, spesso invisibili. Allora, quali sono secondo lei le strade possibili, le scuole da seguire, ma gli orientamenti che un ragazzo può prendere, no? Se vuole io credo che ormai in quasi tutte le scuole di teatro esistano diciamo, dei rami che riguardano la parte tecnica, la parte organizzativa, perché, come diceva lei giustamente, intorno al palcoscenico, intorno all'attore e all'attrice che sta in scena, poi c'è una quantità di persone che hanno lavorato e che lavorano tutte le sere per permettere che lo spettacolo vada avanti. Quindi ci sono molte scuole che fanno questo. Adesso poi, per fortuna, una volta i macchinisti, gli elettricisti, parlo di 50 anni fa, 40 anni fa, venivano da famiglie di teatranti che avevano sempre fatto la stessa cosa, per cui era di padre in figlio, donne ce n'erano poche. Adesso invece ci sono molte donne che fanno il tecnico delle luci o i tecnici di scena, il direttore di scena. Poi ci sono i costumisti, scenografi, scenografe. No, per carità, c'è una quantità, c'è un mondo. Quindi le possibilità sono diverse. Sono tantissime. Ecco, con l'avvento invece, cambiamo tema, dei social e in generale con la predominanza del mondo del web, com'è cambiato il mestiere dell'attore e dell'attrice? È cambiato tanto? No, sono cambiati gli approcci. Per farsi conoscere certe volte va bene usare quei mezzi. Io non sono capace, quindi per carità sono completamente fuori, ma il mestiere è lo stesso, non è cambiato quindi nulla. Quindi che uno emerga da un reality o da un social, una cosa l'importante è che abbia questa passione. Non cambia niente, come le dicevo, ci sono fior di attrici e attori che hanno cominciato appunto attraverso il web, adesso ultimamente, o la televisione o o da una mamma che porta un provino. Esattamente, esatto. Da mia mamma che mi porta a fare un provino. Era il social di una volta. Era il social di una volta, in un certo senso. Ad un ragazzo e una ragazza che, sperimentando magari qualche corso di teatro al liceo, ce ne sono molti licei lo fanno, volesse intraprendere il mestiere di attore e di attrice, che consiglio darebbe e da cosa li metterebbe in guardia?
Allora, come dicevo prima di tutto di capire se quella cosa che vogliono fare è proprio una passione o se è un innamoramento momentaneo. Li metterò in guardia subito dal fatto che il mestiere è difficile e richiede una grande concentrazione e un grande studio. Come ho detto, scuole, benissimo cominciare al liceo, fra ragazzi e ragazze si fanno bellissime esperienze, ma poi andare molto a teatro e al cinema, perché se no, se uno non vede come è fatto il teatro in questo momento, non sa se è quella la cosa proprio che vuole fare e basta, e studiare. Ecco, se non avesse fatto l'attrice, mi tolgo la curiosità, che cosa le sarebbe piaciuto fare? Non ne ho idea perché ho cominciato troppo presto. Quando ero bambina, allora, prima volevo fare la suora, poi la ballerina, che le due cose non vanno tanto insieme, no, ultimamente... poi l'archeologa e poi invece ho cominciato a fare l'attrice e adesso non saprei proprio niente, non avrei... Con le suore che hanno vinto dei reality, delle cose che... Infatti ormai si può fare anche quello, anche le suore ballerine. Ecco, non dei reality, ma insomma dei concorsi, ormai di tutto. Se ricominciasse da capo la sua vita, rifarebbe l'attrice? Sì, rifarei la stessa cosa. Quando lavoro sono felice, sono soddisfatta di quello che ho fatto, quindi mi porto dietro una positività che credo di passare anche nella mia famiglia e quindi sì, rifarei tutto. Grazie per tutto quello che ci ha detto. Grazie a voi. Allora, Monica Vitti, una grande attrice, in un libro, Sette sottane del 93, scrive: che bella idea fare l'attrice, ti prendi la storia che vuoi, personaggi che vuoi, qualche volta fai finire la tua storia come vuoi, ti fai amare, ti puoi far baciare e lasciare, puoi nascere anche, morire 1000 volte, ridere, piangere e poi torni a casa. È così? Beh, Monica Vitti era una grande attrice e aveva una forza contrattuale che lei sì poteva scegliere che cosa fare, decideva lei che film fare, chiamava il regista, chiamava il direttore della fotografia. Non è sempre così. Lei era un caso particolare, forse l'unica attrice italiana che è stata a livello dei nostri grandi attori, parlo di Gassman, Tognazzi, Sordi, Mastroianni, cioè aveva l'unica, perché le altre erano le dive, e cioè Sofia Loren, Lollobrigida, la Cardinale. Lei invece è stata ha aperto una strada, una strada. Anche per l'attrice comica che era rara. Certo, era rarissimo, infatti era l'unica, però era un'attrice, ecco, la cosa strana, ma non così strana, visto com'è il mondo ancora oggi, è che lei era una grande perfezionista e controllava tutto, dai costumi alle inquadrature, voleva sapere tutto, aveva la visione completa del film. Naturalmente veniva considerata una gran rompiscatole, mentre se un attore maschio fa la stessa cosa è un gran professionista. Ecco, le volevo proprio chiedere questo, c'è una differenza di genere, diciamo, o meglio, il lavoro viene svolto, fatto, percepito e dagli altri accolto in maniera diversa, parlo del mestiere dell'attore e dell'attrice, se uno è un uomo o una donna, ci sono, diciamo, è più facile per un uomo piuttosto che una donna, com'è la situazione? Ma allora, credo che la situazione sia molto cambiata negli ultimi anni, però la donna in teatro, parlo soprattutto del teatro, è sempre stata un punto fondamentale, cioè la prima attrice era
non si poteva fare senza, anche se per esempio nella storia del teatro del 8-900 noi conosciamo soprattutto uomini che erano grandi organizzatori di teatro oltre che grandi attori, ma le donne lo erano altrettanto. Eleonora Duse, Virginia Reiter, erano grandi imprenditrici oltre che attrici. Quindi, però prima del tempo il teatro è stato, diciamo, palestra di una parità. Assolutamente, c'era perché queste grandi erano delle intellettuali, erano delle persone trainanti. Poi man mano, diciamo, dopo nel Novecento le cose sono un po' cambiate perché sono venuti alla ribalta i grandi registi, tutti uomini, pochissime donne. Nei primi anni 50 c'era in Italia soltanto una donna che era Tatiana Pavlova, che era una regista tra l'altro russa trasferitasi in Italia, però erano tutti uomini, quindi le attrici sono rimaste fondamentali perché i testi prevedono sempre, soprattutto i testi contemporanei, uomini e donne, ma l'attore era sempre quello, il primo attore era sempre quello più importante. E nel mondo della regia vediamo una predominanza. E il mondo della regia comincia ora a muoversi diversamente. La Vermüller è stata un'anticipatrice. La Vermüller è stata un'anticipazione. Però insomma c'è strada da fare. Molta. Abbiamo a lungo parlato del suo lavoro di attrice, ma lei per curiosità lo definisce una professione, un mestiere, un'arte o tutte e tre assieme? Lo definisco un mestiere che ha a che fare con l'arte. Lei dicevamo ha cominciato giovanissima, no? Bambina praticamente. Affrontare un pubblico e avere successo così giovane, un po' l'abbiamo anticipato prima, ma come cambia la vita e la testa e quali pro e contro ci sono? Allora, quando ho cominciato io, il mezzo televisivo non era così fondamentale nella nostra vita, per non parlare dei social che non esistevano e di internet che non esisteva. Quindi io non sono diventata un caso, non sono diventata una bambina prodigio. Il teatro, per quanto ti dia visibilità, è comunque una cosa di minimo di numeri rispetto al cinema e alla televisione. Quindi avendo cominciato col teatro, fatto poi il cinema, ma prima di riuscire a fare il cinema come protagonista ci ho messo un sacco di anni, e quindi tutto è andato piano piano. Come posso dire, la misura del successo ce l'ho quando incontro la gente per strada, ma non più di quello. Senta, chi sono stati i suoi maestri, se dovesse dire? Ma allora, prima di tutto, la prima maestra è stata Anna Proclemer, con la quale ho fatto appunto Anna dei Miracoli, la tournée di 7 mesi, e io che non ero mai stata in un teatro ho capito che cos'era un teatro, ho capito che serve una grande disciplina, puntualità, modestia, e questo me l'ha insegnato lei. Era una grande attrice, una grande donna e una grande intellettuale. E poi devo dire, Strehler è stato un mio grande maestro, anche se ho fatto solo 2 spettacoli con lui, Visconti, Ronconi, e poi devo dire un po' tutti. Quello che serve nel nostro mestiere è rubare da tutti, dai registi e dalle colleghe e dai colleghi. Senta, il mondo dello spettacolo è un mondo fantastico, no? Qualcuno diceva sempre meglio che lavorare. Sì, lo diceva Mastroianni anche. Esatto. E pieno di grandi opportunità, ma anche pieno di insidie, un po' l'abbiamo accennato. Si è mai trovata a doverne fronteggiare alcune e nel caso quali?
Beh, ho avuto anch'io ovviamente momenti in cui mi sono chiesta se stavo sbagliando qualcosa, e momenti in cui i progetti che mi venivano proposti non mi interessavano, e quindi insomma momenti di crisi, momenti che economicamente sono stati più difficili di altri, perché appunto nel nostro mestiere niente ti dà la sicurezza che fra 6 mesi lavorerai. Può darsi che adesso cominci un lavoro, finisce quel lavoro e poi per un po' non ti chiamano. Diciamo, l'arrivo, il successo, il fatto di capire che sei arrivato è quando ti puoi permettere di scegliere tu, come si diceva prima, quello che vuoi fare, non stare ad aspettare che ti chiamino. Però, insomma, qualche volta stare ad aspettare che mi chiamassero è successo. Lei ha messo al centro, prima parlando degli attori, del mestiere dell'attore, la sensibilità e anche a volte la timidezza, no? E quindi diciamo anche la fragilità a volte degli attori, che a volte poi trasformano, no, in carica diciamo attoriale. Certo. No? Ecco, però molti grandi attori e attrici, non a caso, se si leggono le loro biografie, sono anche rimasti distrutti o dal successo o dalla loro grande anche popolarità, ma non solo, anche dalla loro stessa bravura, dalla loro, insomma, dall'impatto con il mondo dello spettacolo. Pensiamo una fra tutti, non so, nel cinema, Marilyn Monroe, ma ci potremmo fare grandi esempi, sì, centinaia. Tanti esempi, e anche molti attori e attrici sono state, diciamo, come poeti, come scrittori, proprio per questa sensibilità, hanno incontrato, come lo chiama Zanzotto, il mostro della depressione. Certo. Ecco, come si fa a fare questo mestiere, lei che è così positiva, così solare, per essere felici o perlomeno sereni, no? Combattendo queste alterne fortune del lavoro? Ma io credo che la quantità di persone fragili o che comunque possono andare incontro al mostro che può essere in ognuno di noi, credo che la percentuale fra quelli che fanno gli attori e quelli che non lo fanno sia la stessa. Naturalmente chi fa il mio mestiere è più esposto, questo sicuramente. È più esposto perché, come dicevo prima, è un mestiere che tutto sommato riguarda l'anima più di quanto io stessa per anni non ho finto che non fosse, perché bene o male ti metti in gioco in tanti modi, emotivamente, psicologicamente. Quindi conosco molte persone che hanno fatto una certa fatica a venire fuori da momenti, a reggere l'impatto. Allora, però dicevo, la percentuale credo sia la stessa fra quelli che fanno gli architetti e quelli che fanno gli spazzini. Il suo grande amore è da sempre il teatro, penso di non sbagliare dicendolo. Lo dimostra anche il suo ininterrotto impegno sulle tavole di palcoscenico, anche recentemente, con testi meravigliosi di grande anche forza e di grande impegno. Basti pensare negli ultimi anni a Donna non riducabile, Processo a Dio, 7 minuti che ho visto, bellissimo testo, eccezionale interpretazione e tanti altri. Ecco, il teatro secondo lei può o dovrebbe comunque essere a un certo punto della carriera essere preso anche come impegno civico e politico, per dare un messaggio, per darsi in una maniera che faccia fare un salto? Ma non ci può essere una regola, diciamo che per me è così. Ecco. Per me il teatro è diventato qualcosa che riguarda la comunità, la civis, la città. Voglio parlare di cose che ci riguardano, che ci hanno colpito, che sono nella nostra testa. Ciò non toglie che
il teatro sia anche 200.000 altre cose. Si può parlare d'amore, si può parlare di guerra, si può parlare di tutto. Le forme del teatro sono innumerevoli. E la cosa meravigliosa è che non è che se io faccio un tipo di teatro, quell'altro non è teatro. È altrettanto teatro, diverso da quello che faccio io, bellissimo. E io per esempio sono una che andrebbe a teatro tutte le sere, perché il teatro mi piace, perché sento che quando mi siedo su quella poltrona, malgrado adesso col distanziamento, adesso speriamo che la cosa rientri, adesso siamo all'80%, speriamo che diventi poi il 100%, perché se c'è un posto dove si va sicuri è in un teatro e in un cinema, però quando mi siedo sulla poltrona come spettatrice mi piace condividere con le persone che mi stanno accanto quello che succede sul palco. A proposito della pandemia, no, ha stravolto gli equilibri di tutto il Certo. mondo, di tutti noi, e sicuramente per tutti i settori lavorativi è stata terribile, disastro. un duro colpo. Per il mondo dello spettacolo è stato uno dei più, penso, uno dei periodi più duri della sua storia, perché anche in tempo di guerra gli spettacoli si facevano. Infatti. E quindi che ne pensa? Cosa bisognerebbe fare, sperando che appunto si risolva la pandemia, per dare una spinta, un aiuto dopo questo momento terribile? Ma io credo dare dei segnali di fiducia. Questa faccenda del distanziamento che continua a esserci finirà prima o poi, e continuare a dire che ci sono luoghi che sono molto più sicuri di altri, per esempio il teatro e il cinema. Senta, a Venezia, luogo di tanti set cinematografici, visto che ci troviamo a Certo. Venezia, set internazionali, film sono stati girati a Venezia, si potrebbe fare un elenco infinito, e pensiamo anche durante la pandemia, Sì, perfino la star tantissimi. hollywoodiana Tom Cruise ha girato un film, per cui insomma Venezia è sempre teatro di 1000 iniziative nel cinema, nel teatro, nella cultura. Lei pensa che sarebbe opportuno, anche per rilanciare questa città che ha troppo vissuto e troppo vive, forse adesso negli ultimi decenni solo di turismo, per ampliare, diciamo, le sue prospettive, l'idea per esempio di una cittadella del cinema, visto che c'è la mostra internazionale, lei che ne pensa? Allora, io penso che Venezia avrebbe tutte le potenzialità per diventare la città della cultura totale, cioè teatro, cinema, musica. Del resto c'è una biennale che tutti gli anni ci fa vedere del meraviglioso cinema, del bellissimo teatro, della musica contemporanea e della danza, quindi già ci sono queste cose. Bisognerebbe ampliarlo a tutta la città, bisognerebbe che la città fosse sempre piena di musica, di teatro. Come era anticamente poi. Come era anticamente, la quantità di teatri che c'erano anche creare a scuole, Venezia, per esempio, no? creare scuole, la cittadella del cinema di cui lei ha parlato sarebbe fondamentale a Venezia. Ci sarebbero i luoghi, lo sappiamo, l'abbiamo detto, la mostra del cinema potrebbe, come dire, fare da apripista per appunto un cinema tutto l'anno a Venezia. Senta, abbiamo fatto una lunga conversazione, io vorrei chiudere con una battuta e sentire come mi risponde. Un grande attore americano, Cary Grant, una volta ha detto: tutti vorrebbero essere Cary Grant, anch'io vorrei essere Cary Grant. Allora, parafrasando questa battuta, qualche volta le capita di pensare anche lei che vorrebbe essere Ottavia Piccolo? Non lo so, è molto carina questa battuta, però non lo so, mi sento Ottavia Piccolo dalla mattina alla sera e sono felice di esserlo, con il mio lavoro, con l'amore che porto alle persone e che mi viene sempre restituito. Grazie per tutto quello che ci ha detto. Grazie a voi.